scelto proprio Agrigento oggi per questo incontro, il nono incontro dei consulenti regionali del lavoro. Ecco, quali sono le tematiche che dibatterete? Tematiche sicuramente di grande livello. Uno tra tutti, ascoltavo nel suo discorso, quello della sicurezza. Sì, buongiorno, intanto ringrazio TVA per questa intervista. Sì, scelta di Agrigento ovviamente è una scelta naturale, ci troviamo nell'anno di Agrigento Capitale della Cultura, quale migliore location del Teatro Pirandello. E il nono premio Cumbo è dedicato al collega Giovanni Cumbo, primo presidente della Consulta regionale. Il premio sostanzialmente consiste nel riconoscimento di una borsa di studio all'ultimo discente consulente del lavoro iscritto che ha sostenuto gli esami di abilitazione nell'ultima sessione ed ha avuto il migliore dei voti. Sì, tra le tavole rotonde di cui parleremo, tra l'altro ci attenderemo a quella della sicurezza sul lavoro, che è una delle tematiche che è maggiormente di attenzione da parte dei consulenti del lavoro, ma non altro anche la formazione, la deontologia dei consulenti del lavoro. È uno dei temi principi a cui interverrà anche il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Rosario De Luca, e i dirigenti di categoria di EMBAC e il Presidente Giorgini. Tratterà di quello che è la nuova riforma delle professioni, un tema attualissimo che stiamo seguendo con attenzione e che porterà ovviamente al riconoscimento di altre opportunità ai consulenti del lavoro. È un mercato difficile il vostro perché ci sono sempre tante evoluzioni dal punto di vista legislativo e le imprese oggi soffrono anche di una grande crisi. Ecco, come si ci districa in mezzo a queste nuove disposizioni che arrivano giorno dopo giorno? Sì, su questo siamo attrezzati perché la figura del consulente del lavoro ormai è una figura che è conosciuta, è apprezzata, è stimata anche da professionisti, imprenditori. Abbiamo una cassetta degli attrezzi ben attrezzata, grazie anche a tutto quello che mettiamo in campo con la formazione. Ovviamente l'iter legislativo, il cambio di norme eccetera non ci preoccupa perché un consulente formato può dare un valore aggiunto all'azienda. Ecco, oggi premiate un giovane, i giovani come si approcciano al vostro ordine, ecco, nel svolgimento di questo lavoro? Sì, dalle ultime statistiche, fra l'altro fatto dal Consiglio nazionale, abbiamo visto che i giovani sono in crescita, cioè il consulente del lavoro è una professione giovane, è una professione anche donna, perché il numero delle donne con gli uomini si eguagliano, siamo al 50% di uomini e donne. Fra l'altro godiamo di un'ottima organizzazione dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. Oggi ospitiamo il Presidente nazionale Elisa Paulieri e i giovani è una professione molto appetibile. Lei ha dato il saluto ai tantissimi suoi colleghi che arrivano da tutta Italia per incontrarsi qui e discutere proprio su tematiche inerenti all'evoluzione del vostro lavoro, proprio in occasione anche di Agrigento Capitale della Cultura. Un bel momento questo. In realtà oggi commemoriamo la memoria di Giovanni Cumbo, che è stato un grande condottiere, è stato presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Agrigento per 32 anni, ha svolto l'attività professionale per 48 anni. In realtà oggi come tematica abbiamo le professioni, che cosa praticamente riusciranno a fare le professioni in un futuro e in principal modo la professione del consulente del lavoro. Noi siamo praticamente, per quanto riguarda l'interscambio fra le aziende e i lavoratori, siamo l'anello di congiunzione per tutto il sistema lavoristico. Oggi è una giornata importantissima perché ricordiamo questo grande condottiere che è stato Giovanni Cumbo. Grazie.